Sono 6.693 le domande presentate dalle imprese venete per la cassa integrazione in deroga nei primi 2 mesi del 2013. Una richiesta che a conti fatti riguarderà un 25% dei 40.000 lavoratori interessati sulla carta, che tradotto in cifre significa un esborso per la Regione Veneto di 78 milioni di euro, a fronte dei 38 milioni messi a disposizione dallo Stato come contributo per gli ammortizzatori sociali. Quindi in Veneto c'è copertura per la cassa integrazione solo fino a maggio. E poi una bella domanda a cui il governo deve dare una risposta e non c'è nemmeno il tempo di attendere il nuovo esecutivo. Le istituzioni locali premono sul ministro Fornero. Eppure nel bilancio di Palazzo Ferrofini la voce principale sembrano essere i provvedimenti anticrisi, azioni che fanno convergere i consiglieri a livello trasversale. Direi che proprio per questi fattori il bilancio darà un segnale importante rispetto a un pacchetto di misure anticrisi. E la battaglia prosegue anche sul fronte dello sforamento del patto di stabilità, una falange macedone delle amministrazioni locali del nord per allentare il patto per poter almeno pagare le imprese. Dovete farlo in gruppo perché altrimenti ci sono dei rischi, no? Beh sì, spieghiamolo ai premi Nobel che vanno a fare lezioni in giro per l'Italia senza sapere di cosa parlano. Chi sfonda il patto di stabilità ha un taglio dei trasferimenti, significa che la Regione Veneto avrebbe meno trasferimenti da Roma, e il ricorso alla Corte dei Conti per danno erariale. Allora se lo facciamo da soli si va al massacro e alla fine facciamo danni ai veneti. Se lo facciamo tutti assieme Roma non ci manda i carri armati, questo è poco ma sicuro.